Oggi come oggi i comuni che già non avevano più risorse si trovano un ulteriore taglio, il che mette a rischio anche gli stipendi dei dipendenti stessi, non certamente i lavori pubblici che ormai non si riesce più a fare. Comuni allo stremo, i primi cittadini lo denunciano da tempo. Ora, alla luce della nuova legge di stabilità che il governo si appresta a varare, i municipi rischiano davvero di chiudere e dai sindaci della Marca Trevigiana parte un'iniziativa destinata a far discutere, e parecchio. Noi stiamo esaminando a fondo la bozza di legge finanziaria, la proposta di legge finanziaria nuova, perché riteniamo ci siano gli estremi da parte nostra di impugnarla innanzi alle Corti Costituzionali. I sindaci dei 95 comuni della Marca stanno concretamente lavorando alla proposta di impugnare la legge di stabilità e con l'ausilio di alcuni legali hanno discusso della questione anche con il presidente della Regione Veneto. Una proposta trasversale, quella dell'Anci Trevigiana, sulla base, sostengono i primi cittadini, dei danni irreversibili che la legge di bilancio dello Stato avrebbe sui cittadini. Siamo partiti come associazione dei comuni della Marca Trevigiana con l'assenso trasversale di tutti i sindaci, non c'è distinzione tra destra, centro e sinistra. I sindaci sono tutti d'accordo che la situazione è insostenibile. E dalla provincia di Treviso la proposta potrebbe allargarsi ad altri comuni della regione, anche se la nuova presidente dell'Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, sindaco di Milano, pur condividendo l'esasperazione dei colleghi, appare piuttosto cauta. Impugnare la legge di stabilità è un percorso lungo, tortuoso e difficile, dice, mentre i comuni hanno bisogno di risposte immediate. Per questo l'Associazione dei Comuni del Veneto sta avanzando al governo un'altra proposta. Noi chiediamo che non si effettuino più tagli lineari, ovvero quel taglio di cui si parla di 1,2 miliardi non deve essere un taglio lineare, ma deve essere collegato alla virtuosità dei comuni.